giovedì 13 marzo, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E una buona mattinata anche da Marco Carli. Allora, cominciamo come sempre con le ultime notizie di cronaca. Ce n'è una delle prime ore del mattino, c'è stata una vasta operazione, in corso anche una vasta operazione antimafia, colpiti i clan Cappello Cintorino, attivi non solo a Catania ma anche a Messina, 39 le persone arrestate. Vediamo il servizio. Duro colpo ai clan Cappello Cintorino con 39 arresti scattati nelle prime ore di questa mattina. In azione i finanzieri dei comandi provinciali di Catania e Messina che assieme ai carabinieri del comando provinciale di Messina hanno effettuato una vasta operazione nelle rispettive province con l'esecuzione di misure cautelari emesse dai GIP dei tribunali del capoluogo etneo e peloritano. Le 39 persone sono indagate per associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione finalizzata al narcotraffico, spaccio di stupefacenti, estorsione, rapina, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, tutti reati aggravati ai sensi dell'articolo 416 bis del codice penale, perché commessi con metodo mafioso o con il fine di agevolare i clan Cappello Cintorino e trasferimento fraudolento di valori. Le due ordinanze sono il risultato dello stretto coordinamento investigativo attuato tra gli uffici giudiziari di Catania e di Messina sotto la supervisione della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, al fine di monitorare più efficacemente le persistenti attività anche di sfruttamento economico del territorio proprie dei clan Cappello Cintorino, con interessi comuni nei territori di confine delle due province. E adesso la brutta storia che arriva da Partinico, minacce di morte e percorse su una disabile. Sono stati arrestati i genitori e il fratello. La vittima sarebbe stata costretta a occuparsi delle incombenze di casa, subendo anche gravissime mortificazioni. Ora è al sicuro in una struttura protetta, salva grazie a un medico attento che si è insospettito da una strana ustione che la donna con disabilità psichica aveva. Per anni ha vissuto annichilita da violenze e umiliazioni, terrorizzata da chi avrebbe dovuto proteggerla, costretta a vivere in un gravissimo clima di sopraffazione. Il quadro tracciato al GIP è drammatico e racconta la storia della donna di 39 anni sistematicamente maltrattata e offesa dai genitori e dal fratello. Una vicenda andata avanti per anni, accaduta a Partinico, un paese della provincia di Palermo, scoperta dai carabinieri grazie alle segnalazioni dei servizi sociali e del medico di base della famiglia. Per lei è finito un incubo, mentre la madre, il padre, il fratello della vittima sono stati arrestati su ordine del GIP, che nell'ordinanza di custodia cautelare parla di vessazioni di tipo psicologico e morale, con minacce anche di morte e di violenza fisica, percosse anche con il bastone, schiaffi. Tutto questo avveniva quotidianamente. Scattata l'inchiesta, i carabinieri, su delega della procura, hanno riempito la casa di microspie, terribili le registrazioni. La donna era schiava dei suoi familiari. Ti ammazzo, ti spacco il cervello, le frasi per svegliarla durante la notte e costringerla a fare dei lavori di casa. Fino all'ultimo, prima che venisse interrogata agli inquirenti, non dirgli che ti ho picchiato, le diceva la madre, e non firmare niente, se no ti ammazziamo a legnate. Storie che feriscono. In paese c'è sgomento e incredulità. Questi bisognerebbe chiuderlo e non farli uscire più dalla galera. Bisogna chiedersi se realmente questa società di oggi ha una malattia che si può curare oppure è incurabile. Marco, partiamo proprio da questa bruttissima vicenda che arriva dalla provincia di Palermo. E che tiene banco, Angelo, su tutti i quotidiani regionali. Noi abbiamo scelto la Sicilia per darvi il titolo, che poi è il riassunto di quello che avete sentito anche nel servizio di Adelaide Barbagallo, la disabile trasformata in schiava. Questo leggiamo sulla Sicilia di oggi. Arrestati madre, padre e fratello di una donna di 39 anni con problemi psichici. L'indagine è partita dalla segnalazione dei servizi sociali del medico e con le intercettazioni shock che abbiamo sentito nel servizio. Noi vi riproponiamo invece all'interno del pezzo quella che è la spiegazione del GIP nella misura cautelare, l'elevata spinta criminogena manifestata dagli indagati, sostenuta dal sentimento immutato di profondo e compulsivo disprezzo verso la vittima, legittima senza dubbio un giudizio decisamente negativo sulla pericolosità sociale degli indagati, nonché sulla loro capacità di autocontrollo.
E adesso un'altra bruttissima vicenda, ricorderete certamente la strage avvenuta nel Palermitano ad Altavilla Milicia. Giovanni Barreca, il muratore che avrebbe compiuto, assieme anche alla collaborazione della figlia allora minorenne e anche di una coppia di santoni, dei riti satanici per liberare dal demonio i familiari, ha ucciso la moglie e 2 figli, è capace di intendere e di volere. Queste sono le risultanze anche in Cassazione e quindi il muratore torna in carcere. Giovanni Barreca è in grado di intendere e di volere e dunque può affrontare il processo. Dopo il Tribunale della Libertà e dopo il GIP, anche la Corte di Cassazione respinge il ricorso dell'uomo accusato di aver ucciso la moglie e 2 dei 3 figli al culmine di un drammatico esorcismo. Barreca nelle scorse settimane aveva ottenuto la scarcerazione e l'affidamento in comunità grazie a una perizia psichiatrica, ma la procura aveva presentato ricorso e ottenuto la revoca di quella scarcerazione. All'avvio del processo penale l'avvocato difensore Giancarlo Barracato aveva insistito sull'infermità mentale, chiedendo lo stralcio della posizione del suo cliente, istanza sulla quale la Corte d'Assise non si era ancora pronunciata. Dopo la decisione della Cassazione, Barreca resta in carcere e dovrà con tutta probabilità affrontare il processo insieme agli altri. Oltre a lui sono accusati di quella strage la coppia di santoni Sabrina Fina e Massimo Carandente. In un altro processo davanti al Tribunale dei minori è già stata condannata a 12 anni e 8 mesi l'unica figlia superstite, 17enne all'epoca dei fatti e oggi 18enne, che ha confessato di aver preso parte ai delitti. La strage è avvenuta un anno fa nella villetta di Altavilla Milicia della famiglia Barreca, dove insieme alla figlia maggiorenne e a 2 santoni, secondo l'accusa, Giovanni avrebbe ucciso prima la moglie Antonella Salamone e poi i 2 figli, cominciando dal più piccolo Emanuel di 5 anni, per completare la strage con l'uccisione di Kevin appena 16enne. Il prossimo 3 aprile è fissata la nuova udienza del processo davanti alla seconda Corte d'Assise di Termini. Marco, torno da te, dai quotidiani, perché su questa strage di Altavilla si continua a scrivere e adesso probabilmente si potrà cominciare anche quest'altro filone di processo. Esattamente, si potrà andare oltre con tutto quello che è successo ieri e che ritroviamo ad esempio sulle pagine del Giornale di Sicilia, dove c'è la foto di Barreca con la moglie Antonella, uccisa poi in quella tragica giornata di Altavilla, e il titolo è Strage di Altavilla, Barreca che torna in cella, confermato il provvedimento del riesame e nulla la sentenza del GUP di Termini che aveva inviato il muratore in un centro di Caltagirone. Identica notizia la troviamo anche sulla Sicilia, con la foto e le immagini di quella che era la famiglia. La decisione della Cassazione sulla strage di Altavilla sterminò la famiglia per un esorcismo, ma Barreca, appunto, questo è il titolo, non è pazzo. Adesso invece ci occupiamo di sanità e dei tanti problemi della sanità siciliana, tra questi i ritardi ingiustificati e ingiustificabili degli esiti di esami. 5 mesi per l'esito di un esame istologico, poi la morte. I familiari a novembre avevano presentato un esposto in procura a Palermo e parla anche la sorella della vittima. Avevamo chiesto aiuto anche all'assessore alla sanità. Si allunga la lista di pazienti che hanno ricevuto o che devono ancora ricevere, nonostante le pressanti richieste, l'esito degli esami istologici dall'ASP di Trapani, e questo dopo i 30 casi segnalati in questi giorni. E in questa tragica realtà con cui si stanno scontrando migliaia di pazienti oncologici si scopre che già a novembre scorso i familiari di un paziente di 68 anni di Partinico, che avevano atteso 5 mesi per l'esito dell'esame istologico, avevano presentato un esposto alla procura di Palermo. Il paziente viene operato da il 15 aprile del 2024 per addome acuto da appendicite. I tessuti prelevati vengono inviati all'ospedale di Castelvetrano per l'istologico che arriva il 10 settembre. 5 mesi dopo, troppo tardi, la famiglia cerca in tutti i modi intanto di avere l'esito di quegli esami, sollecitando financo l'assessorato regionale alla salute, che quindi sapeva cosa stava accadendo, e il dirigente generale del Dipartimento Pianificazione Strategica, inviando 2 PEC ad agosto e settembre 2024.
24, nessuna risposta. L'uomo è morto a dicembre scorso. La sorella del paziente, nel sottolineare il dolore profondo per la perdita del congiunto a cui è stato negato il diritto a curarsi, rimarca: io e la mia famiglia abbiamo inviato mail, PEC, fatto telefonate, tutte puntualmente inevase. Erano tutti latitanti. Marco, la sanità malata, diciamo Esatto. così. Anche perché poi se ne parla, Angelo, praticamente dalla fine dell'anno solare scorso, al 2024, una sanità siciliana in grave difficoltà e che ritorna periodicamente con i titoli, ad esempio in prima pagina su Repubblica, proprio con la storia che vi abbiamo raccontato nel servizio e con lo scandalo degli esami istologici e con l'assessorato alla salute che sapeva, questa è poi diciamo l'accusa principale. Tra agosto e settembre una famiglia di Partinico l'abbiamo sentito anche nel servizio. Esattamente, aveva inviato 2 PEC segnalando i ritardi. Il paziente è morto dopo aver atteso, anche questo l'abbiamo sentito nel servizio, 5 mesi in referto. Una denuncia arriva anche da Marsala. Nelle pagine interne si fa ancora più evidente appunto la colpa che viene attribuita a chi deve controllare, a chi deve gestire queste cose, lo scandalo degli esami a Trapani con l'assessorato che sapeva dei ritardi e che appunto queste 2 PEC, come appunto raccontato anche nel nostro servizio, tra agosto e settembre rimaste fondamentalmente senza risposte, che poi hanno portato a quello che abbiamo sentito. E adesso abbiamo un'ampia pagina dedicata al calcio questa mattina perché ieri c'è stato un turno infrasettimanale, ma non soltanto quello, ci sono state decisioni del Tribunale Federale Nazionale che hanno escluso la Turris dal torneo. Andiamo con ordine, cominciamo intanto con il calcio giocato. Non ci sono buone notizie per il Trapani, sconfitto 2-0 sul campo dell'Avellino, un Trapani che accusa il colpo perché dai riflessi dell'esclusione della Turris e questa sconfitta in questo momento ha una classifica piuttosto deficitaria. Ma sentiamo intanto la cronaca della partita. Più nero che granata il mercoledì del Trapani. In mattinata l'estromissione della Turris dal campionato e la conseguente perdita di 6 punti dalla classifica, che diventano 10 con i 4 punti tolti per l'esclusione del Taranto. In serata la sconfitta di Avellino, un 2-0 che premia la squadra più forte e più esperta contro un Trapani che gioca un primo tempo discreto grazie all'inserimento di gente più tecnica a centrocampo. Ad ogni errore dei Granata però l'Avellino è subito pronto a rendersi pericoloso. La prima volta all'8º, tiro ravvicinato di Facundo Lescano e Wikai si salva aiutandosi con uno stinco. Al 16° su una punizione per fallo di Sabatino su Patierno, Avellino ancora vicino al gol con lo stesso Patierno che colpisce il palo. Il Trapani, discreta gestione della palla fin sulla 3/4, ma evanescente in attacco, si fa vivo solo al 22° su un calcio piazzato, ma da buona posizione, ma l'uomo di testa spedisce al lato. Al 42° si sblocca il risultato, cross dalla sinistra e palla in area a Panico, il cui destro viene deviato nella propria porta da Sabatino. In pratica la partita finisce qui. Nella ripresa infatti l'Avellino si limita a tenere a bada il Trapani, soprattutto dopo che al 59° arriva il raddoppio di Lescano. All'85° Armellino sfiora il 3-0, ma il suo tiro centra il palo. Per il Trapani solo una conclusione da fuori di Zac Ruggero al 90° con mira imprecisa. Trapani adesso fuori dalla griglia dei playoff e ci vorrà un vero colpo di coda per rientrarvi. E allora, adesso parliamo del Messina, un Messina che è in grave difficoltà ma che ieri ha strappato un punto che continua a lasciare speranze alla formazione giallorossa. Sentiamo il servizio. Il 3-3 di Cava dei Tirreni vale poco per la classifica, ma certifica che il Messina non alza bandiera bianca, a dispetto di una società assente e colpevole. Al Simonetta Lamberti, primo tempo quasi perfetto degli uomini di Banchieri, che schiera 2 punte. Con De Sena non c'è Costantino, ma un Luciani tarantolato, che 3 gol in una partita non li aveva mai segnati. Il Messina parte forte, sfiora il vantaggio con Luciani e Petrucci e lo realizza al minuto 29 con un colpo di testa dell'ex Frosinone.
Frosinone. Giallorossi spreconi con Garofalo e un salvataggio sulla linea di Peretti su Luciani che sulla respinta non trova la porta. L'1-0 del riposo non rende merito alla prestazione del Messina, che però nella ripresa incassa 3 gol in 8 minuti. Al quarto tocco di mano di Marino per Zanotti e rigore che Chiricò trasforma dopo la prima respinta di Meli. Subentrata ad inizio ripresa, Fella al sesto firma il sorpasso con un destro che sorprende Meli. Sannipoli di testa al minuto 12 buca ancora la difesa peloritana. 8 minuti di follia, ma il Messina cambia pelle e inizia la rimonta, complici gli errori della Cavese. Al 13° Boffelli disastroso su tiro di De Sena e Luciani riapre la gara. 3 minuti dopo ancora Luciani che sulla verticalizzazione di Garofalo supera Boffelli e realizza il definitivo 3-3. Allora, andiamo da Marco Carli, ci sono tanti temi. Sì. Incominciamo, abbiamo visto il calcio giocato, esatto. Noi invece partiamo da quelle che considerato una sorta di terremoto, no? Esatto, poi noi terremoto di classifica. Diciamo che l'argomento lo pratichiamo e sappiamo anche dobbiamo cambiare le classifiche ogni volta nelle trasmissioni perché come sappiamo appunto c'è stato questo sconvolgimento legato alle situazioni di Taranto e di Turris, l'ultima la Turris, e ovviamente i quotidiani fanno riferimento a tutto questo perché il campionato di Serie C è evidentemente falsato da tutto quello che sta succedendo. Turris esclusa, siamo su Repubblica Palermo, torneo di Serie C falsato, il Trapani perde altri 6 punti, l'abbiamo sentito nel servizio di Franco Cammarasana, una difficoltà che porta il Trapani ad essere nettamente fuori in questo momento dalla zona playoff. Ricordiamo che mancano in questo momento 7 turni alla fine del campionato, di cui chiaramente qualche squadra ne giocherà 6 come il Catania. Per il Catania 1 punto in meno dopo l'esclusione della Turris, e poi il Messina che abbiamo visto è riuscito in campo, sta riuscendo in campo a tenere botta, però fuori è il problema dove potrebbe arrivare una nuova penalizzazione che sarebbe deleteria. Ricordiamo che il Messina per salvarsi deve stare a 8 punti di distacco dalla Casertana, in questo momento penultima. Stessa situazione leggiamo su Sicilia con la Turris che esce di scena come aveva fatto il Taranto la settimana precedente. Il Catania scala la zona playoff tra imbarazzo e conti che non tornano. Dopo il Taranto spariscono pure i campani, Trapani e Cerignola perdono 6 punti. Ora la squadra di Toscano può approfittare perché il Catania comunque con questo punto in meno mantiene questo 7° posto in classifica che è chiaramente ti chiedo una posizione magari di poter allargare e zoomare la sulla classifica, eccola qua. Così la vediamo, abbiamo eccola qua, così almeno abbiamo il quadro chiaro della situazione. Giusto intervento Angelo, con anche se comunque resta al 7° posto il Catania. Esattamente, il Catania che resta 7°, lo vedete, con 40 punti e poi Potenza 41 e Crotone 44 a salire in classifica. Sotto il Trapani, vi abbiamo detto, l'abbiamo fatto vedere anche nel servizio, 32 fuori, abbastanza fuori dalla zona playoff. Messina, come vi abbiamo detto, in questo momento ai play-out. 13 contro 19 della Casertana finisse il campionato oggi, non dovesse finire oggi il campionato e avere altre penalizzazioni il Messina, ovviamente dato che il campionato non finisce oggi e c'è il rischio di nuove penalizzazioni, il Messina potrebbe rischiare la retrocessione diretta. Ricordiamo che la prossima fine settimana c'è Messina-Catania, che fra parentesi Telecoro trasmetterà in diretta in chiaro, e questo chiaramente si inserisce in tutti i problemi che abbiamo detto del calcio siciliano, ma del calcio della Serie C questo periodo. Dobbiamo anche dire che in questo momento Antonini, presidente del Trapani, certamente ha ragione a dire che questo è un campionato che... falsato, vuole portare tutti in tribunale perché chiaramente la perdita di punti è importante, ma è questo Antonini che si discute. Sa però di aver firmato una clausola compromissoria, quindi praticamente ha anche questo... Ha le mani legate in tal senso, però è evidente che un conto è giocare con una squadra penalizzata e in difficoltà, un conto è giocare con una squadra che sta andando bene a seconda dei momenti della stagione. Andiamo a fare di nuovo il punto di quello che troviamo invece sui vari quotidiani regionali, con i titoli che vi facciamo vedere dalle prime. Sulla Sicilia troviamo dei titoli che sono relativi anche a quello di cui parleremo a livello nazionale, l'Italia che si spacca sul riarmo dell'Unione Europea che è stato definito, e poi la questione dazi sugli Stati Uniti, poi la povertà vera e i prestiti falsi, truffati banche e clienti ad Aci Trezza con finanziamenti al consumo, tra gli indagati anche il direttore della filiale. Poi quello che abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato poco fa, la morte dopo un intervento
dopo un intervento era assente l'anestesista, i referti istologici e altri casi di queste particolari mesi, Marco, ti anni chiedo scusa, sulla sanità. Sì. oggi siamo andati un po' lunghi con la rassegna, però Sì. volevo sottolineare, evidenziare, sempre dalla prima pagina della Sicilia che tu hai sotto mano, Certo. come in realtà il mondo del calcio sia veramente tutto in subbuglio, perché Esatto. c'è un problema anche in Serie D. È Così vero. chiudiamo, diciamo, Infatti stamattina. stavo tornando proprio lì, perché di spalla appunto troviamo il discorso che abbiamo fatto su Taranto, su Turris, sul Catania, il Messina e le squadre siciliane coinvolte, ma subito sotto in Serie D l'Acragas che annuncia il ritiro, ed è un ritiro che rischia di compromettere la corsa alla promozione del Siracusa, per cui anche qua siamo in una situazione di costante difficoltà e di stravolgimento di classifiche. Rendiamoci conto, per chi segue il calcio, che siamo a marzo inoltrato e praticamente i campionati stanno quasi per finire. Diciamo che in Serie C c'è un mese circa di campionato, dopodiché finisce tutto. Vabbè, grazie Questa Marco. è la situazione. Fra A poco te. torno da te, perché dobbiamo vedere i quotidiani nazionali con le notizie che arrivano dall'Italia e anche dall'estero. Però, come sempre, a quest'ora della mattina ci colleghiamo con la Polstrada, il compartimento della Sicilia orientale. Siamo a Sant'Agata di Militello. Buongiorno al sostituto commissario Massimiliano Fiasconaro. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, Stamattina per fortuna non abbiamo registrato particolari problematiche sulla circolazione stradale nella Sicilia orientale. Permangono alcune problematiche, come al solito, sulla 18 Tir, la tangenziale di Catania, poiché in direzione sud dalla barriera di San Gregorio c'è un intenso traffico e questo provoca delle file. Uguale sulla 18 Messina-Catania, soprattutto tra gli svincoli di Acireale e Giarre, per cui si consiglia di abbassare decisamente la velocità. Sulla 18 ancora fra Catania e Siracusa Modica, nel tratto compreso tra Avola e Cassibile in direzione nord, è vietato il transito ai mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 75 quintali. Permane il problema sulla A19 Palermo-Catania, in quanto è chiuso lo svincolo di Enna in ingresso e in uscita in direzione Palermo. L'uscita consigliata per raggiungere Enna è lo svincolo di Mulinello o di Dittaino. In aventi rimangono le solite problematiche relative ai doppi sensi di circolazione, soprattutto nella tratta compresa tra gli svincoli di Sant'Agata Militello e Santo Stefano di Camastra. Quando la circolazione è consentita in doppio senso di circolazione è molto pericoloso, si consiglia di abbassare decisamente anche qui la velocità, poiché i veicoli circolano incrociandosi. Nessun'altra problematica, anche se oggi non devono mancare le raccomandazioni della Polizia Stradale. In questi giorni purtroppo si sono registrati molti incidenti gravissimi, alcuni mortali, e questo ci ha costretto a un incremento di lavoro molto importante. Oggi le nostre raccomandazioni si rivolgono soprattutto all'utenza a bordo di motociclette. Purtroppo sono soprattutto loro, registriamo dei comportamenti in violazione delle norme codice della strada, motociclisti che sorpassano a destra, che addirittura impegnano le corsie interdette al traffico e troppo spesso non rispettano le distanze di sicurezza con i veicoli che li precedono. Preghiamo loro di rispettare le norme del codice della strada, perché il motociclista è utenza molto più delicata. Cadere dalla moto spesso crea delle problematiche soprattutto di carattere fisico importanti, ne abbiamo registrate tratte, quindi preghiamo sempre il rispetto delle norme del codice della strada. Non è un fatto utopistico, se tutti rispettassimo le norme del codice della strada, e ripetere fa bene, non si verificherebbero incidenti stradali, non si verificherebbero morti, non si verificherebbero feriti, non si verificherebbero danneggiamenti. Per oggi è tutto. La Polizia Stradale della Sicilia orientale ringrazia e augura a tutti buona strada. Grazie a lei, dottore Fiasconaro, per i consigli, soprattutto sono importanti. Le informazioni sì, certamente sono, diciamo, a noi tutti giovano per la vita quotidiana, ma queste notizie, questi consigli, queste raccomandazioni sono fondamentali. Grazie ancora, buon lavoro per quello che fate. Sì, grazie a voi. Ogni giorno. Ci fermiamo, una breve sosta, fra poco torneremo di nuovo insieme, stavolta con i quotidiani nazionali.
annunciato, andiamo e torniamo da Marco Carli. Stavolta i quotidiani sono quelli nazionali per le notizie che arrivano non solo dall'Italia ma anche dal resto del mondo. Ma soprattutto dal resto del mondo, perché poi l'abbiamo visto in questi giorni, Angelo, in questi mesi, l'incrocio che si è creato ormai fra Stati Uniti, Unione Europea e la situazione della guerra in Russia e Ucraina riempie le pagine dei giornali in questi primi mesi del 2025. Cosa troviamo oggi? Innanzitutto la scelta dell'Europa di dire sì al riarmo, che però spacca a livello politico la situazione in Italia, soprattutto per quanto riguarda il Partito Democratico. L'Unione Europea che poi decide di rispondere ai dazi degli Stati Uniti, per cui guerra incrociata sotto il punto di vista commerciale, e poi c'è la situazione in Ucraina con una tregua che potrebbe essere di una trentina di giorni, ma ovviamente la palla in questo caso poi passa alla Russia, passa a Putin. Ci sono anche argomenti più leggeri come appunto il calcio, con la fine degli ottavi di finale di Champions League e delle 8 più grandi d'Europa che andranno a confrontarsi nei quarti. Andiamo sul Corriere della Sera con il riarmo, le aperture vi abbiamo detto sono 3, c'è chi decide di andare sul riarmo soprattutto, c'è chi ci sono giornali che invece aprono con la guerra in Ucraina e altri invece con la situazione sui dazi. Corriere della Sera sul riarmo, con l'Italia divisa, no della Lega al piano per la difesa, PD spaccato, 11 astenuti salvano Schlein, Fratelli d'Italia non vota il testo su Kiev e anti-Stati Uniti. Guardate quante situazioni anche interne che arrivano e che provengono da ciò che succede in Europa e nel mondo. Trump intanto avvisa Mosca, tregua sanzioni, Bruxelles parla di dazi agli Stati Uniti per 26 miliardi. Questo è quello che troviamo su Corriere della Sera, che un po' riassume tutte le notizie che vi abbiamo dato in quest'unico titolo. Dicevamo del calcio perché uno dei grandi protagonisti di questi ottavi di finale di Champions League è un portiere italiano ed è il portiere del Paris Saint-Germain, ora che si chiama solamente Paris, e i rigori che ha neutralizzato al Liverpool in Champions. Liverpool che aveva chiuso il girone di campionato della Champions League in testa alla classifica, è stato eliminato dal Paris grazie proprio alle parate del portiere della nazionale italiana. Andiamo poi sulla Repubblica per parlare ancora del riarmo, per cui Repubblica e Corriere della Sera che scelgono di aprire con lo stesso argomento, quello sul riarmo, che perché ha dei risvolti ovviamente legati alla politica italiana. Riarmo, l'Italia divisa in Europa, il Parlamento di Strasburgo vota il piano di von der Leyen, la maggioranza di governo si spacca 2 volte su sicurezza e Kiev, PD tra sì e astensione, con Schlein che parla di una posizione che resta critica. Che cosa succede invece sul fronte della guerra nell'Oriente europeo? Putin nel Kursk tra i soldati, Trump che parla di tregua oppure di sanzioni rivolte nei confronti della Russia. Andiamo a vedere alcune pagine interne. Questa volta utilizziamo il Corriere della Sera, le pagine interne del quotidiano di Milano, per dare fare un po' di chiarezza e approfondire proprio le notizie che vi abbiamo dato, perché la scelta del riarmo dell'Unione Europea parte da von der Leyen e viene accompagnata ovviamente da altri leader politici europei, sia il piano von der Leyen, ma il problema è quello che succede in Italia, no? Va in ordine sparso la nostra nazione, con il PD diviso, con l'ok di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, col no della Lega, per cui qualcuno chiaramente dovrà tentare di ricomporre un pochettino i cocci, soprattutto all'interno dei vari partiti. E qui ci sono le scelte. Vi faccio l'esempio del PD, in cui ci sono 10 favorevoli e poi 11 astenuti, e poi si continua ad andare avanti. Questa è la risoluzione sulla difesa dell'Unione Europea, mentre invece sull'Ucraina nel PD ci sono 18 favorevoli, 2 astenuti, un contrario, e lì il problema invece è più relativo alla centrodestra, con gli astenuti di Fratelli d'Italia che sono 21. Insomma, una situazione europea che si riflette nella nostra corrente politica, tanto è vero che sempre il Corriere poi fa vedere questa pagina
pagina interna con i due partiti dentro il medesimo partito, cioè il PD, 11 astensioni contro 10, sì al riarmo, la segretaria prevale per un solo voto ma difende la scelta, per cui politica europea che si trasferisce chiaramente, nettamente all'interno della politica italiana. Ma abbiamo detto che i fronti su cui l'Europa deve intervenire in questo periodo sono due fondamentalmente. Uno è legato appunto alla politica del riarmo in contrapposizione a ciò che sta succedendo appunto nell'est europeo fra Russia e Ucraina. Dall'altro lato c'è la situazione dei dazi imposta dagli Stati Uniti. Come risponde l'Unione Europea a un alleato come è gli Stati Uniti? Bruxelles al contrattacco sui dazi degli Stati Uniti su che cosa? Mentre loro colpiscono alcuni punti focali dell'economia europea, come ad esempio le auto, qui invece si parla di whisky, di barche e delle Harley Davidson, contromisure per 26 miliardi con Washington che dice risponderemo sul tavolo tariffe sulle auto. Intanto anche il Canada reagisce ai dazi. Questo è un'altra guerra, ovviamente non sul campo, ma una guerra commerciale molto importante. Chiudiamo poi con l'ultimatum di Trump a Putin, siamo alla guerra in Ucraina, tregua o sanzioni devastanti. 30 giorni è la tregua proposta dai negoziati americani a Jeddah e accettata dall'Ucraina. Ora si attende appunto la risposta della Russia, 15 paesi disposti a fornire sostegno militare a Kiev dopo la guerra, l'ha detto ieri il ministro della difesa francese, per cui diciamo che è un momento molto importante per quello che sta succedendo in Ucraina. Ricordiamo che la guerra c'è dal 2022, per cui stiamo parlando di 3 anni e rotti di guerra in Ucraina. Anche Avvenire apre con il riarmo, divisi al riarmo, approvato appunto il libro bianco sulla difesa dell'Unione Europea. Ma vi dicevo che i vari quotidiani non sempre vanno sulla notizia del riarmo come apertura, ma ne scelgono altre, sempre inerenti ai titoli fondamentali, ai titoli principali, alle macro notizie di oggi che vi abbiamo dato in apertura di questa rassegna stampa dedicata alla situazione nazionale e all'estero. Ad esempio, la Stampa va sulla tregua in Ucraina con le minacce di Trump a Putin. Ricordiamo lo scontro aperto che c'è stato una decina di giorni fa, in scontro in realtà fra Zelensky e Trump. Ora Trump rivolge i suoi strali a Putin. Disco verde intanto dell'Unione Europea sul piano al riarmo, identica apertura che troviamo sulla Stampa, ma ovviamente di tenore completamente diverso, troviamo anche sull'Osservatore Romano. La situazione clinica stabile per Francesco, ovviamente è il titolo sotto la testata, sempre attenti alle condizioni del pontefice, ma poi c'è appunto questo titolo di speranza che ovviamente arriva dall'Osservatore Romano, giornale ovviamente quotidiano, politico religioso. Un primo passo. Kiev e Washington raggiungono un'intesa per il cessate il fuoco durante i colloqui a Jeddah. Ora la parola passa a Mosca, che per ora invita alla cautela, titolo diplomatico da parte dell'Ucraina, perché da parte dell'Osservatore Romano, perché in questo momento più che cautela Putin sta un po' osservando tutto quello che succede. Poi vi dicevo, per chiudere anche questa parte della nostra rassegna stampa, c'è il tema legato al commercio, che poi è il vero tema trainante, no? Quello economico, e dunque anche in questo caso andiamo a trovare dei titoli soprattutto sui quotidiani economici. Ad esempio il Sole 24 Ore va a dare spazio proprio all'Europa che risponde ai dazi di Trump e come risponde, andando a colpire alcuni comparti importanti dell'economia statunitense, come loro, appunto come gli Stati Uniti, tentano di fare con l'Unione Europea. Nel mirino 26 miliardi di export
USA, commercio globale, in vigore le tariffe USA del 25% su acciaio, alluminio. Da aprile arrivano le ritorsioni, così vengono chiamate dall'Unione Europea. È veramente un momento storico questo, perché difficilmente, anzi mai in questo periodo, negli ultimi 80 anni, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, si è avuto una situazione così ingarbugliata fra l'Unione Europea, fra l'Europa e gli Stati Uniti. Colpiti in due tempi moda, alimentari e altri prodotti, anche il Canada, colpito a sua volta dai dazi degli Stati Uniti, adesso sta alzando il tiro. Questa situazione dei dazi resta sempre al centro anche, ad esempio, delle notizie che troviamo sul Messaggero. La risposta di Bruxelles: l'Unione Europea annuncia tariffe su merci americane per 26 miliardi. E Trump che risponde: vinceremo noi. Donald preme su Mosca perché accetti la tregua in Ucraina, pronto a sanzioni devastanti. Di certo, e poi Angelo ti restituisco la linea, è chiaro che da quando Trump è diventato presidente degli Stati Uniti tante cose stanno succedendo e tante cose stanno cambiando, lo leggiamo ogni giorno sui quotidiani. Grazie Marco, più avanti torneremo di nuovo a leggere i quotidiani con te. Intanto ci fermiamo, vediamo le previsioni meteo e poi il primo degli ospiti della mattinata. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebbi Meteo. Ci attende un giovedì a tratti ancora instabile al centro-nord con piogge e rovesci sparsi, migliora invece al sud dove non mancheranno degli spazi soleggiati. In dettaglio in Sicilia, contesto nel complesso stabile ed assolato con solo qualche annuvolamento di passaggio, da segnalare la ventilazione che soffierà sostenuta di Libeccio e Scirocco, venti appunto tesi con mari mossi, localmente molto mossi, temperature massime quindi in aumento fino ai 20-24 gradi. Diamo uno sguardo anche alla situazione attesa in Sicilia per quanto riguarda la giornata di venerdì, attese condizioni di tempo stabile e soleggiato specie nel pomeriggio, con venti che a tratti soffieranno ancora sostenuti specie sulle coste meridionali, temperature massime ancora oltre la media con punte fino ai 25-26 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebbi Meteo. Desiree, ma quando cucini tu con me, Desiree, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Allora eccoci, dicevo prima, il primo ospite della mattinata, buongiorno. Buongiorno a lei. Con noi c'è l'avvocato Veronica Sicari, che rappresenta l'associazione Donne Giuriste Italia. Sono una delle due vicepresidenti. Una delle due vicepresidenti. Allora, l'oggetto del nostro colloquio di questa mattina è il nuovo disegno di legge che è stato licenziato, diciamo così, dal Consiglio dei Ministri, un disegno di legge che poi chiaramente dovrà essere convertito necessariamente in legge entro i termini previsti, con il passaggio parlamentare, prima alla Camera e poi al Senato e viceversa. Insomma, bisognerà vedere quale sarà l'iter di questo disegno di legge. Allora, il reato che viene introdotto è quello di femminicidio, nel senso che viene anche stabilito addirittura l'ergastolo per questo reato. E per questo motivo nel disegno di legge c'è un nuovo articolo che è il 477 bis. Non abbiamo ancora il testo, però qualcosa è trapelato, in conferenza stampa i ministri ne hanno parlato. Sì, allora innanzitutto vi ringrazio per l'invito anche a nome della mia associazione, che è l'Associazione Donne Giuriste Italia, sede di Catania. Noi come associazione abbiamo guardato con molto interesse, stiamo guardando con molto interesse quello che è al momento, come lei ben diceva, un disegno di legge. Quindi suscettibile eventualmente di modifiche, chiaramente durante l'iter parlamentare ci possono essere degli emendamenti, ci possono essere degli aggiustamenti. Esattamente. Purtuttavia noi come associazione abbiamo accolto con molto plauso questa iniziativa del governo per tante ragioni, per tanti motivi. Innanzitutto perché
noi siamo se questo disegno di legge dovesse essere convertito in legge e quindi entrare in vigore, saremmo il primo tra gli Stati europei a introdurre la fattispecie di femminicidio, che diciamo risulta avere un fortissimo valore certamente simbolico, perché riconosce la specificità di un fenomeno che non può più essere considerato meramente emergenziale, ma che è diventato ormai sistemico. E prevede la possibilità quindi di comminare, come ben lei diceva, la pena massima, che è la pena dell'ergastolo, nei confronti degli omicidi delle donne, non perché donne, ma perché omicidi che derivano dall'odio nei confronti delle donne o da azioni tese a voler limitare la loro autodeterminazione. È sicuramente una norma, quella introdotta, che perfettibile, che dovrà essere perfezionata, perché su alcuni punti magari può essere tacciata di essere poco determinata, ma sicuramente porta un cambio anche di prospettiva nell'approccio a questo fenomeno. Certo, è importantissimo il ricorso alla sanzione penale, è importantissimo punire anche con delle scelte severe questa tipologia di delitti allo scopo anche di prevenirli. Ovviamente la sanzione penale non è da sola sufficiente. Diciamo che l'azione in questo caso del legislatore non è tanto di attribuire una maggiore gravità al reato che viene compiuto, ma si cerca di dare una precisa collocazione a questo reato, all'ambito, come diceva prima lei, in cui questo reato si consuma. Esattamente, tra l'altro è una norma che, benché debba essere perfezionata, in realtà recepisce quelli che sono insegnamenti che provengono anche da esperienza di altre scienze umane, perché il femminicidio non è un delitto, cioè non è la mera uccisione di una donna, ma è un'uccisione di una donna sostenuta da dei motivi ben specifici, e la scelta è stata proprio quella da parte del legislatore di recepire e di rendere evidenti questi motivi che poi portano all'uccisione delle donne. Questo disegno di legge, oltre chiaramente a definire il reato, quindi il reato di femminicidio, introduce anche delle ulteriori misure che possono servire a contrastare la violenza contro le donne. Non sappiamo esattamente, lo ripetiamo, non abbiamo il testo completo, non lo conosciamo perfettamente, anche perché non è legge, è un disegno di legge che è stato, diciamo, licenziato dal Consiglio dei Ministri. Tra questi c'è l'obbligo per il pubblico ministero di ascoltare, leggo testualmente, direttamente la vittima durante le indagini, senza dare una possibilità di delega alla polizia giudiziaria. Quindi è direttamente il pubblico ministero che prende in carica la vittima. Allora, questo aspetto è forse l'aspetto un po' più problematico. In che senso? Già a partire dal codice rosso, quindi dalle norme che sono state emanate anni addietro, e sono stati previsti, diciamo, un iter di indagine più accelerato, per così dire speciale rispetto ai delitti comuni, chiamiamoli così, quando si tratta di reati di violenza, ed era già previsto che il pubblico ministero sentisse la persona offesa entro i 3 giorni dalla proposizione della denuncia querela. Ora, tutte le regole che attengono all'iter procedimentale inevitabilmente si scontrano con quello che è l'enorme carico delle procure, quindi possibilmente io sono convinta che si cercherà, qualora questa misura dovesse passare, di portare a compimento questa normativa. Purtuttavia io ritengo che le forze di polizia, soprattutto con gli sforzi di formazione che sono stati fatti nel corso del tempo, siano perfettamente in grado di poter accogliere, oltre che ascoltare, diciamo le vittime. Che tutte le forze dell'ordine hanno ormai una stanza diciamo protetta, dove le donne che subiscono violenza, le donne che avvertono, diciamo, un pericolo attorno a loro, possono in qualche modo diciamo, essere ascoltate in serenità e quindi sporgere la propria denuncia, che poi è fondamentale per evitare di arrivare all'atto conclusivo così, diciamo, drammatico. E le dico anche una cosa in più: le forze di polizia hanno compiuto degli sforzi enormi anche attraverso collaborazioni con i centri antiviolenza ai cittadini, per esempio con le case rifugio, quindi non hanno soltanto tutta una serie di cautele per tutelare la privacy e comprendere quel momento magari di fragilità della donna che va
denunciare, ma si attivano anche immediatamente per metterle in sicurezza nel più breve tempo possibile. Avvocato, ci sono anche degli obblighi informativi per i familiari della vittima, che, stiamo parlando chiaramente sempre di ipotesi, vanno, diciamo, in qualche modo vanno fatti, vanno, diciamo, ottemperati. Sono alcuni aspetti di questa norma che ha anche un'applicazione, diciamo, più rigorosa, pretende un'applicazione più rigorosa di quelli che sono, diciamo, le misure cautelari, perché è vero, oggi esiste il braccialetto elettronico, esistono delle misure di divieto di avvicinamento, non sempre però queste misure, l'abbiamo visto, la cronaca anche recente ci racconta che non sono bastate, non sono servite, o perché il braccialetto non ha funzionato, o perché la persona non ha rispettato quello che era, diciamo, la sanzione che era stata, diciamo, irrorata nei suoi confronti, che era stata stabilita, cioè il divieto di avvicinamento alla partner, alla compagna, alla moglie. È vero, purtroppo la prassi giudiziaria ci racconta di casi nei quali le misure cautelari non sono rispettate dalla persona che le subisce. Personalmente da legale ritengo che un potenziamento delle misure cautelari sia auspicabile, perché è proprio quella la fase, quella della proposizione della querela, la fase delle indagini, prima dell'inizio banalmente del procedimento, che è la fase più pericolosa, dove si può avere un inasprimento, diciamo, dell'istinto criminale del maltrattante, dell'abusante, quindi qualsiasi incremento, diciamo, di tutta questa forma preventiva, di tutela preventiva della querelante sicuramente deve essere accolto con plauso, fermo restando che ovviamente le valutazioni poi sulle applicazioni delle misure vengono svolte chiaramente dalla magistratura. Su questo chiaramente non ci sono assolutamente dubbi. Quanto è stato importante, prima lei faceva un riferimento, l'introduzione del codice rosso per arrivare alla determinazione poi anche di questo nuovo reato? Secondo me l'emanazione del codice rosso è stata fondamentale, perché lei deve pensare che il nostro sistema penale ci viene in eredità dagli anni 30, è stato modificato nel corso del tempo, però l'eredità è quella, ed era pieno di norme che via via nel corso degli anni sono state poi abrogate, che in realtà non riconoscevano la piena soggettività di diritto della donna in quanto tale. Il codice rosso ha rappresentato, diciamo, un passo fondamentale per riconoscere l'importanza e la centralità dell'autodeterminazione chiaramente femminile, ha permesso di iniziare a guardare a questa tipologia di reati cogliendone quella che è la matrice culturale. Ecco perché io dicevo poco prima che ben vengano le sanzioni penali, ma non dimentichiamo mai quella che è la fase che deve essere pregressa, che è quella della prevenzione, che si può avere soltanto attraverso non soltanto misure cautelari, ma lì già arriviamo a situazione patologica verificata, ma che prevedano un'educazione anche dei nostri ragazzi, dei nostri giovani, quindi un'educazione alla parità e al rispetto e al consenso, il rispetto quindi dell'autodeterminazione altrui. La cosa che si può osservare è che nonostante questo codice rosso che è stato introdotto nel 2019, non c'è stato, perché già le pene erano state inasprite anche con il codice rosso, determinati interventi si facevano tempestivamente rispetto magari ai tempi di intervento che c'erano prima su determinate vicende, si può notare come effettivamente però non c'è stata una regressione di questo tipo di crimini. Questo è vero, ma per quello che quella che è la mia opinione, in realtà non è la questione che non vi è una regressione dei crimini. Al contrario, vi è una maggiore consapevolezza da parte delle donne che li subiscono. Mentre, come dicevo prima, il sistema tendeva a distinguere la vita familiare, la vita privata e la vita pubblica, quindi ciò che avveniva dentro casa veniva quasi percepito come intimo, privato, non dovesse venire fuori. Io credo che
dalla Convenzione di Istanbul in poi, dal 2011 in poi, l'introduzione del codice rosso, ma l'introduzione già anche precedentemente di altre norme come quella degli atti persecutori, lo stalking, abbia creato una maggiore consapevolezza nei confronti delle donne che adesso si rendono conto quando si trovano all'interno di una relazione disfunzionale e quindi tendono a denunciare. Poi ovviamente la determinazione di una donna a interrompere una relazione abusante può avere quale contropartita quello dell'inasprimento delle violenze. Allora, è un tema diciamo variegato e con tanti risvolti. Il nostro tempo stamattina purtroppo è finito, però informazioni comunque importanti per chi ci segue, per chi ci ascolta. Grazie all'avvocato Veronica Sicari, che è vicepresidente dell'Associazione Donne Giuriste Italia. Buon lavoro per quello che fa quotidianamente con la sua associazione e anche chiaramente come professionista nel suo campo. Noi ci dobbiamo fermare, una breve sosta, torniamo tra non molto. In qualche modo continueremo a parlare di violenza, di sicurezza legato anche alle donne. Restate con noi. Eccoci, siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, altri due ospiti questa mattina con me. Saluto con piacere e ritrovo Francesco Zaccà, vicepresidente di Confcommercio Catania con la delega alla sicurezza, e altrettanto piacere ritrovare Corrado Fatuzzo, ex funzionario della Polizia di Stato, ma ormai diciamo dedicato alle pubblicazioni, un saggista. Buongiorno. Buongiorno. Allora, stamattina con voi parliamo di un progetto sulla sicurezza della donna, ma per arrivare a questo dobbiamo fare un po' di passetti piano piano, perché prima abbiamo sentito che in questo momento c'è questo disegno di legge che è stato licenziato dal governo, adesso andrà in Parlamento, bisognerà vedere quando, come verrà convertito in legge, se ci saranno delle modifiche rispetto al testo originario. Dobbiamo dire, e ne parlo subito con Francesco Zaccà, che le aggressioni sessuali sono diventate un fenomeno strutturale, una vera e propria esigenza sociale, al pari dei femminicidi e dello stalking. Chiaramente voi come Confcommercio rilevate anche questo tipo di situazioni, poi parliamo con Fatuzzo di un aspetto diverso, però la sicurezza, garantire la sicurezza ai vostri associati, ma anche alle persone, quindi agli utenti, è fondamentale. Sicuramente, anche perché, come ha detto lei giustamente, è un fenomeno incalzante, che non è soltanto un discorso predatorio che si ferma ad avere un illecito profitto, è un qualcosa che va oltre il singolo evento e a volte ha un impatto devastante su chi lo subisce, perché ricordiamoci che uno stupro, una violenza sessuale è un qualcosa che segna in una donna a vita l'episodio. Quindi riuscire non solo a prevenire, ma a mettere in atto tutta una serie di comportamenti, capendo che è un fenomeno dietro l'angolo, che significa a volte imprevedibile, a volte può succedere magari in una festa perché si accetta un passaggio da uno sconosciuto, qualcuno conosciuto durante la serata. Stiamo anche vedendo intanto la locandina di questo progetto. E quindi, come abbiamo detto, un qualcosa che è dietro l'angolo. Per questo bisogna mettere in atto tutta una serie di comportamenti e a livello preventivo e proprio a livello di gestire eventualmente l'emergenza. Questa è la terza edizione, come ha detto giustamente lei, che vuole proprio focalizzarsi su tutti i vari aspetti. Ci andiamo, ci arriviamo, così non sveliamo tutto, in un momento. Con Corrado Fatuzzo, che ha una grande esperienza chiaramente come funzionario della Polizia di Stato nella repressione e anche nella prevenzione, certamente, una osservazione rispetto a quella che è stata l'esperienza vissuta sul campo. Possiamo dire che questo fenomeno ha avuto una curva, una crescita esponenziale? Purtroppo sì, la crescita esponenziale c'è, addirittura i dati che sono stati pubblicati qualche giorno fa da alcuni quotidiani rivelano un aumento del fenomeno dello stupro rispetto allo stesso femminicidio. Il problema è un altro.
diventa molto difficile reprimere lo stupro, anche perché il più delle volte non viene denunciato. Quindi occorrerebbe anche prolungare i termini per la presentazione della querela, perché una donna metabolizza il fenomeno subito, il turpe fenomeno subito, anche a distanza di anni. Quindi lo Stato sta facendo il possibile, ma lo stupro è un fenomeno che è radicato nel costume umano, non è qualcosa che si può governare, anche perché quando poi lo stupro diventa di gruppo, noi ci accorgiamo che c'è un decadimento dalla componente sessuale alla componente ludico-ideologica. Quindi un fenomeno purtroppo che deve essere risolto anche addestrando, fra virgolette, le potenziali vittime a mettere in atto delle best practice, delle condotte atte a evitare di trovarsi in situazioni particolari. Come? Cerchiamo di capire quali sono queste condotte, però prima di arrivare alle condotte, sempre con Fatuzzo, perché non funziona l'azione repressiva? Perché non basta l'azione repressiva? Le forze dell'ordine, le istituzioni sono impegnate quotidianamente in un'azione continua e di informazione ma anche di azione sul campo. Non basta tutto questo perché c'è un fenomeno che fa parte e si evolve con i costumi della società. Lo stupro di 20 anni fa non era lo stupro di oggi. Lo stupro oggi è qualcosa che viene strutturato come un fenomeno che affonda le proprie radici nella stessa struttura sociale. Se vi ricordate, c'è stato un film, Io vi troverò. Sì. Ecco, quel bellissimo film con Liam Neeson riguarda proprio la evoluzione del concetto di stupro. Oggi lo stupratore è la persona insospettabile, oserei dire, nessuno me ne voglia, che è la persona normale. Perché noi dobbiamo stare attenti, dobbiamo fare un salto culturale? Se noi pensiamo che lo stupro sia un fenomeno del patriarcato e invece un fenomeno del maschilismo, del cosiddetto macismo, non riusciamo a trovare delle strategie valide. Quello che noi ci proponiamo è quello di dare delle indicazioni, fare il punto di situazione per quello che oggi è il reato e come si configura, poi dare dei suggerimenti. E allora andiamo da Francesco Zaccà, perché proprio il progetto Sicurezza Donna ha come mission proprio questa è la mission del progetto Donna. Ecco, io volevo riallacciarmi poco fa a proposito della repressione. Come diceva l'amico Corrado Fatuzzo, è un tipo di reato molto difficile. Allora, premesso che sul territorio di Catania io devo dire che le forze di polizia, quindi con carabinieri, finanza, di concerto con la magistratura, fanno un lavoro che è eccezionale. Ma lo stupratore, ecco, non è come lo spacciatore di droga, che può essere identificato, incasellato, o come altre tipologie di reati. Lo stupratore è quella cosa che può, come abbiamo detto poc'anzi, saltare all'improvviso dietro l'angolo. Come diceva Fatuzzo, è quella persona di cui magari non ci aspetteremmo di subire una violenza. Perché, ripeto, è un atto che va al di là dell'atto predatorio, quindi non si consuma per un'utilità illecita, ma si consuma per tutta una serie di meccanismi che, ripeto, a volte è proprio difficile individuare, circoscrivere e prevenire. Rispetto a questo, veniamo a noi. Domani terza edizione di Sicurezza Donna, dove verrà analizzato il fenomeno in tutte le sue sfaccettature, quindi a livello di prevenzione, a livello anche di soccorso, e quindi avremo Teresa Nicola della Croce Rossa che proprio si focalizzerà su quello che può essere un soccorso, un primo soccorso, e, ancora cosa importante, a livello psicologico, quindi la psicologa che andrà a sviscerare quali possono essere non solo le conseguenze, ma quello che deve essere anche un intervento rispetto all'accaduto, che a volte può fare la differenza fra, ripeto, un episodio che può diventare devastante e qualcosa che deve essere circoscritto, inquadrato e anche a livello psicologico. L'appuntamento, dobbiamo ricordarlo, è alle 16:30 a Palazzo della Cultura a Catania. E questo è fondamentale, ricordiamo dove si svolge, dove ci si confronterà su questo. Ma soprattutto dove si cercheranno di dare degli strumenti utili a livello fattuale, quindi, perché la nostra mission, come diceva il dottore Fatuzzo, non è soltanto quello conferenzieristico, ma è quello proprio di fornire all'utenza degli strumenti pratici e utili.
come prevenire e affrontare. E allora, possiamo accennare brevemente come si può prevenire e affrontare? Brevemente, abbiamo un minuto, prima che chiudiamo questa parentesi della trasmissione, un minuto e mezzo, dai. Velocissimamente, intanto la prudenza, intanto valutare sempre che il rischio è dietro le spalle. Ci sono delle statistiche, le statistiche per tutto quello che servono comunque devono essere tenute presenti, che designa un tipo di vittima, solitamente la persona che svolge una vita sociale, soprattutto anche le donne singole. A questo punto bisogna entrare nella socializzazione attraverso delle cautele fatte, per esempio, ci si avvicina alla macchina lasciata in una zona un po' isolata, già pronte le chiavi in mano, prima ancora di avvicinarsi alla macchina. Già e non cercare nella borsa. Non cercare nella borsa. Si entra in macchina immediatamente sicure, mai usare specie di sera la luce di cortesia interna perché rivela le mosse della persona. Quando si percorrono degli itinerari che magari sembrano conosciuti, familiari eccetera, vedere se questi itinerari hanno delle criticità geografiche che possono nascondere l'aggressione. Non fidarsi della strada nota, pensare che anche sulla strada nota, specie in certi orari, ci sono dei luoghi che potrebbero formare oggetto di agguato. Diciamo che già queste sono delle indicazioni importanti. Non solo, ma c'è di più. Quando per esempio casualmente su un mezzo di trasporto o anche a piedi si incontra una persona e questa persona ha un atteggiamento strano e poi ci si vede questa persona intorno in circostanze che sembrano assolutamente strane, stare attenti. Quando si porta il cagnolino a spasso la sera, non allontanarsi da casa. Se ci si muove su itinerari dove si è soli, usare il telefono, chiamare un amico, un congiunto dicendogli guarda parliamo, io mi trovo da sola, sto percorrendo questo, perché chi parla al telefono difficilmente viene aggredito. Allora, quindi è Ma sono dei... Sono alcune diciamo delle pratiche che si possono una sorta di vademecum, chiamiamolo. Un piccolo breviario. Un piccolo breviario che potrebbe risultare importante, speriamo mai. In caso di. Ricordiamo che all'evento che è organizzato dalla Zacca Academy sarà presente anche la sezione di Catania dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri, unitamente ad altre associazioni dell'Arma. Certo, all'ANPS, all'Associazione Nazionale della Polizia, all'Associazione dei Finanzieri e a tutta una serie di partner, come abbiamo detto poc'anzi, Croce Rossa, l'Ordine dei Medici, perché anche loro hanno avuto degli episodi nelle guardie mediche abbastanza inquietanti, l'ERSU per quanto riguarda le studentesse, quindi è Terziario Donna di Confcommercio, perché sono molte donne che vivono ogni giorno il front office e quindi sono esposte a continuo pericolo. E il Rotary perché si occupano di problemi in senso generale. Allora, purtroppo ci dobbiamo fermare qui. Appuntamento è domani, 14 marzo, 16:30, Palazzo della Cultura, per Progetto Sicurezza Donna. Grazie a Francesco Zacca, vicepresidente di Confcommercio Catania, con la delega alla sicurezza. Grazie anche al dottore Corrado Fatuzzo, ex funzionario della Polizia di Stato, ma oggi saggista. E non solo, e non solo. Noi ci fermiamo qui, fra poco collegamento con Palermo e intanto Buongiorno Sicilia continua. È il momento di collegarci con Palermo come anticipato. Andiamo allora dal nostro Marco Gullà che ha degli ospiti, certamente ce n'è uno ospite che vedo già, Antonio Nicolao, che è il vicepresidente della prima circoscrizione del comune di Palermo. Buongiorno, intanto Marco, parliamo di una scia di spaccate interminabili in città. Sì Angelo, buongiorno a tutti, sono infatti in compagnia di Antonio Nicolao che ormai abbiamo imparato a conoscere nel corso di questi mesi per i suoi interventi appunto su quello che non va nel centro storico di Palermo, ma qui al mio fianco ho anche Carlo Gionti. Buongiorno a tutti. Che è titolare di uno storico bar che nasce proprio Corso Vittorio Emanuele, siamo a 2 passi dalla cattedrale, una location veramente bella, suggestiva. Carlo oggi è qui anche perché la sua attività qualche mese fa è stata appunto vittima di queste spaccate, definiamolo ormai così, quindi un furto, sono entrati dentro, un danno abbastanza importante e oggi Carlo è qui appunto perché lui non la reputa un'emergenza ormai singola, episodiaria, ma è un'emergenza sociale, Carlo. È un'emergenza che interessa quasi giornalmente le attività sul territorio di Palermo, ma la cosa preoccupante è che la maggior parte di queste attività sono al centro storico.
centro storico di Palermo ha la peculiarità di essere veramente abbondante di caserme, di teoricamente anche controlli sul territorio, cosa che in realtà viene a mancare, e le testimonianze sono quotidiane. La mia azienda si trova a circa 200 metri dall'ufficio della squadra mobile, uno dei più grandi di Palermo, e nonostante questo nessuno, come dire, non c'è stato alcuna paura nello sfondare in piena notte una saracinesca, il 16 dicembre tra l'altro, sì. La saracinesca è stata divelta su strada. Mi ha fatto quasi paura vedere delle volanti della polizia passare tra i 5 e i 7 minuti dopo e neanche fermarsi per constatare che magari i ladri potessero essere ancora all'interno. Hanno leggermente rallentato, controllato cosa fosse successo, ma in maniera molto superficiale, e sono andati via. Credo che mi hanno rubato un dispositivo di cassa automatica che tra l'altro conteneva circa 200 euro. È stato anche confermato da parte dell'azienda installatrice che per forzarla probabilmente questi 200 euro sarebbero andati persi. Di conseguenza io ho subito dei danni intorno ai 10.000 euro tra la vetrata da sostituire, la saracinesca da sostituire, l'acquisto del nuovo macchinario per la sua sostituzione e fondamentalmente per niente. E la cosa che mi spaventa è vedere che quotidianamente abbiamo dei furti del genere, similari, in tutto il territorio di Palermo, sempre commessi probabilmente dalle stesse persone, che sono due ragazzini che credo abbiano intorno ai 20 anni, 22 anni. Mi fa paura il fatto che ci si possa, come dire, illudere che l'istituzione possa fare guerre a associazioni criminali, a realtà molto più ingombranti, e non riesca a prendere due ragazzini che creano problemi reali ad imprenditori. Che, come dissi già in altre occasioni, l'imprenditore dovrebbe pensare a portare avanti la sua azienda, dovrebbe pensare ad ampliarla, dovrebbe cimentarsi proprio sulla realizzazione di nuovi posti di lavoro da dare a noi cittadini, no? Ma in realtà l'imprenditore quotidianamente deve affrontare delle sfide più grosse di lui, che sono delle sfide che dovrebbero essere portate avanti dalle istituzioni. Marco. Con Antonio Angelo, sì, Marco, volevo sentire proprio Antonio Nicolao, perché le istituzioni in questo caso sono chiamate in causa, perché il tema della sicurezza è uno dei temi di grandissima attualità. Guarda, ti svelo anche un retroscena, nel senso che con Antonio Nicolao ci sentiamo quasi all'ordine del giorno quotidianamente, perché lui ci segnala da vicepresidente della prima circoscrizione di Palermo tutti gli episodi, tutte le spaccate che praticamente accadono in questa fascia di città, in questo quadrilatero. Antonio. Sì, buongiorno a tutti. Il motivo per cui segnalo chiaramente è perché l'auspicio è che il prefetto, il questore, ma soprattutto il ministro dell'interno si faccia carico di questa situazione che su Palermo ormai è diventata irrimediabile per certi versi. Noi abbiamo fatto una prima manifestazione, sono trascorsi quasi 2 anni dal primo corteo, e chiedeva più sicurezza e legalità per Palermo. L'anno scorso il ministro Piantedosi dell'interno aveva assicurato che Palermo avrebbe avuto più sicurezza, ma noi sinceramente non l'abbiamo visto. Abbiamo solo notato l'aumento di vetrine spaccate, l'aumento di spacciatori, l'aumento di violenze varie. Abbiamo notato che l'anno scorso dovevano essere assunti 100 vigili, 100 polizia municipale, esattamente nel mese di settembre 2024, che sicuramente avrebbero potuto dare una mano, soprattutto nel centro storico, e non sono stati assunti. Noi notiamo che aumentano i pensionamenti. Il sindacato di polizia ci racconta che negli ultimi 10 anni il 25% degli agenti di polizia è andato in pensione. 10 anni fa il centro storico non è quello di adesso, come adesso. Noi siamo giustamente e fortunatamente invasi dai turisti, ma le forze dell'ordine, le risorse umane, gli assistenti sociali che si dovrebbero occupare di soggetti che sono anche in questo momento vittime di crack, sono davvero irrisori. Manca la figura dello Stato in strada. Magari sicuramente in ufficio c'è, ma in strada non c'è. Noi continuiamo ad auspicare, attraverso anche le tantissime associazioni che si stanno mettendo insieme, è nato un coordinamento, il coordinamento per più residenti e il coordinamento dei residenti per più sicurezza e legalità,
Il comandante della Polizia Municipale qualche giorno fa ha dichiarato che sono aumentati del 30% gli esposti da parte dei cittadini. I cittadini hanno voglia e necessità che ci sia maggiore sicurezza e prevenzione nella città di Palermo. Marco, Angelo, per tirare le somme, perché abbiamo davvero il tempo contato, torniamo dal tuo ospite certamente anche, però nonostante tutto quello che si è detto, tutte le richieste fatte, al momento Palermo non ha un feedback da chi dovrebbe diciamo predisporre un maggiore controllo, mettiamola così. Sì, direi che Carlo è anche la persona insomma adatta a questo, che appunto lui tra l'altro pochi minuti fa ci ha segnalato insomma, un altro episodio di un suo collega che con Gattopardo, Coffee Break, un'azienda diciamo che riesce a fondare anche le sue radici su temi culturali, dando la possibilità ai suoi ospiti insomma di leggere. Io sono convinto del fatto che ormai, come dire, li chiamo cani sciolti, cioè sono ragazzi che la notte escono senza sapere neanche dove andranno, vedono un'attività che magari è un attimino più nascosta, o anche in pieno giorno come è successo nel mio caso, e non ci pensano due volte. Siamo pieni di registrazioni di altre aziende dove le saracinesche sono state divelte con facilità e dopodiché insomma la porta è stata aperta a calci, quindi non sono neanche dei professionisti, sono persone che lo fanno senza avere paura di far rumore, di essere beccati. Sappiamo bene anche che l'istituzione, diciamo la magistratura, non ci aiuta, perché io ho visto diverse volte persone che sono state arrestate per questi motivi e il giorno dopo le vedevo passeggiare comodamente in Corso Vittorio Emanuele, che è qua la strada principale. Io mi sento personalmente abbandonato nella mia vita, diciamo, nonostante le tasse a cui siamo soggetti, nonostante i problemi a cui siamo soggetti. Sembra che le istituzioni si attivino solamente quando c'è da lucrare sopra un cittadino. E io lo chiamo lucro, sì, non lo chiamo neanche più multa o non lo chiamo sanzione, perché vedo veramente degli abusi di potere all'ordine del giorno. È una denuncia forte, scusami, è una denuncia forte e speriamo che questo, diciamo, che poi è un appello anche, un appello denuncia, sì, quello che viene fuori. Credo che sia anche una copertina di tutto ciò, mi sento abbandonato, credo che sia la espongo anche, diciamo, come dire, anche per le altre attività, perché qua conosco un po' tutti gli altri imprenditori, qua in Corso Vittorio Emanuele, senza esagerare, penso che l'80-90% delle aziende abbiano subito dei furti negli ultimi 3 anni. La situazione è invivibile. Io personalmente, guardi, non esco a Palermo la sera ormai da quasi un anno perché ho delle responsabilità, non posso permettermi di uscire e prendere una coltellata, come succede. Dico, è una brutta immagine per Palermo, io lo so. Però com'è possibile che a 27 anni io lo sappia e non ci sia un controllo sul territorio nelle zone dove succedono ogni sera le stesse cose? Marco, vedo noi continueremo, le chiedo scusa, purtroppo il tempo è quello che è, non possiamo, però sì, Marco, no, lo capisco. Marco, noi continueremo chiaramente a vigilare per quello che possiamo, chiaramente con le nostre telecamere, con i nostri racconti, con i nostri servizi. Cercheremo di puntare ancora di più l'attenzione su questo fenomeno, che non è più un fenomeno occasionale, ma è praticamente la quotidianità vissuta dalla città di Palermo, dai palermitani in maniera particolare, ma non è soltanto limitato a Palermo. Qualche settimana fa ce ne siamo occupati anche a Vittoria, anche lì, altro centro in provincia di Ragusa, dove questo fenomeno è sempre più in espansione. L'appello è... Gli ospiti vorrebbero parlare ancora, Angelo, però dico, abbiamo... No, ci dobbiamo fermare, mi dispiace. Magari possiamo fare un altro momento, un'altra finestra, sempre a Buongiorno Sicilia, per parlare di questo tema. Saremo felicissimi di ospitarvi e di tornare a parlare e di sottolineare, evidenziare ancora questo gravissimo problema della sicurezza nella città di Palermo. Grazie Marco, grazie ai tuoi ospiti. Grazie a voi. Grazie, una buona giornata ancora. Ci sono le pillole di Almanacco adesso e dopo andremo a scrutare le stelle. Oggi 13 marzo è una giornata golosa e divertente, la giornata mondiale delle torte. Questa giornata è dedicata a tutti gli amanti della pasticceria, quindi cosa aspettate? Prendete le vostre ciotole, fruste e teglie e mettetevi all'opera. Ma che forma ha l'universo? Poiché l'universo non ha un limite riconoscibile, non sappiamo dire che forma abbia. Secondo alcuni studi cosmologici è piatto, mentre in base ad altri potrebbe essere sferico. L'universo è tutto ciò che esiste, è mai esistito e mai esisterà. Comprende tutta la materia e tutto lo spazio, permeato di luce e di altre radiazioni, ma anche tutto il tempo, passato e futuro. Esiste però un limite, detto orizzonte cosmologico, oltre il quale non possiamo osservare nulla.
Allora, annunciato già, è il momento di Marco Amato, vedo già la sua tazzina in perfetta sintonia con quello che è il tema di oggi, i cuoricini. Buongiorno Marco. I cuoricini. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Allora, come avete capito, si parla di cuoricini, i cuoricini più famosi d'Europa ormai si può dire, ecco, quelli dei Comacose, che hanno partecipato al Festival di Sanremo ottenendo la 10ª posizione, un duo assolutamente originale, stravagante, ma anche molto vigoroso, convincente, stile assolutamente personale. Mi ha incuriosito talmente tanto che ho cercato tra le stelle di capire il perché di questa creatività così. Ebbene, lui Fausto è Scorpione, mentre invece lei non sono riuscita a trovare in tutta web un'indicazione del suo segno zodiacale, per cui fa un po' la misteriosa California. Dovremmo essere nell'ordine di Ariete o Sagittario per quello che è l'occhio dell'astrologo. Ebbene, festeggiano comunque con questo Sanremo 10 anni di carriera, quindi 10 anni fa proprio lo Scorpione inizia sicuramente una fase creativa assolutamente forte e congrua. Dove li porterà? L'astrologo dice in alto. Intanto da vedere, da notare, soprattutto col passaggio di Giove all'inizio dell'estate, che festeggeranno proprio questo decennio con un concerto a Roma e una a Milano, proprio per una chiusura del cerchio, per festeggiare questa decennalità, tutta accompagnata dal passaggio di Plutone, che è il pianeta della creatività. Allora andiamo allo zodiaco di oggi, dove abbiamo una rigorosa e formale luna in Vergine. Ci riuscirà a rimettere tutto a posto? La vedo un po' difficile, però tentare non nuoce. Ariete, è una luna che vi fa concentrare sicuramente sulle piccole cose del quotidiano e anche avere un po' più cura di voi stessi. Mentre invece il Toro ha una luna stupenda di Trigono, congenialissima, per cui per questo potete utilizzare molto bene le emozioni e soprattutto gli accordi. Ottima fase in amore. Gemelli, la giornata di oggi prevede una luna di quadratura, ma sempre mercuriale, per cui ascoltate bene e rispondete a tono. Probabilmente gli scontri di oggi vi chiariranno delle situazioni che erano rimaste un po' sospese tra le righe o con non detti. Cancro, assolutamente congeniale la luna per voi oggi, proprio perché parla di comunicazione, siete disposti più a socializzare, assolutamente a spiegare le vostre ragioni che vi fanno un po' soffrire, proprio perché le scelte di questo periodo per adesso non sono affatto semplici. Leone, è una luna che parla di oggettività, quindi di essere un pochino più concreti, di essere un pochettino più tarati sulla realtà, quindi evitate anche un po' i sospetti e tutte le piccole incomprensioni nell'ambito lavorativo. Vergine, la luna oggi è nei vostri gradi, siete protagonisti dello zodiaco e quindi è una luna che vi ammorbidisce ma che vi offre molte possibilità. L'opposizione di Saturno, Nettuno e del Sole in Pesci vi aiuteranno a ricollocare meglio la vostra natura in ambito pratico e soprattutto nella relazione c'è bisogno d'amore. Bilancia, è proprio la vostra Venere che ha iniziato un moto retrogrado che vi fa ripercorrere un po' il passato. Volete rimettere le cose a posto in amore? Ci state riuscendo, anche perché la comunicazione con un ex sembra proprio riprendere, perché in coppia ottima ripresa di dialogo. Scorpione, è una luna a voi congeniale perché parla di amici, di squadra, di supporto, quindi cari Scorpione, forza, siate più fiduciosi verso gli altri, oggi è la giornata giusta per non fare per forza tutto da soli. Sagittario, è una luna di quadratura, una luna che ancora vi prega di aspettare, non è semplice per voi che siete metà animali, a volte vi sentite come delle tigri in gabbia, però in questo momento Saturno vi dice che è il caso di temporeggiare un po', poi partiranno i progetti importanti. Capricorno, una luna oggi di Trigono splendida perché proprio vi riprendete letteralmente lo stato di cose a livello sentimentale, anche un po' imperiosamente e carismaticamente. Acquario, è una luna abbastanza distante ma influente per voi perché oggi sarete un po' più tecnici
tecnici e ordinati. Oggi avete bisogno di metodo, giusto per ritornare con i piedi per terra dal vostro mondo dei sogni. Bene in amore, pesci, è una luna che vi mette in prospettiva tutta una serie di progetti e di possibilità che volete sviluppare. È una luna che vi dà ragione comunque, per cui oggi portate avanti le vostre motivazioni, sarete molto apprezzati. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata. Buongiorno Sicilia. Grazie a Marco Amato e ai suoi cuoricini. Adesso torniamo di nuovo a Marco, in questo caso Carli, per andare a vedere dai quotidiani qualcosa di sport ancora. Esatto, oggi ci siamo concentrati un po' sullo sport, sulle discussioni legate alla Serie C in Sicilia, ma ovviamente ci sono anche notizie a livello nazionale e internazionale. Per esempio ieri ci siamo concentrati a livello sportivo su quello che è successo a Madrid con l'ennesima beffa per l'Atletico, sconfitta ai rigori dal Real. Non è mai Però riuscito... quel rigore ha toccato due volte in scivolata, impressionante. Solo il VAR poteva, diciamo, vedere una cosa di questo genere. È vero. Sta di fatto che l'Atletico Madrid non è mai riuscito a sconfiggere il Real in scontri diretti a livello europeo. Rigori da brividi, va avanti il Real fra le migliori 8 d'Europa. Fra le migliori 8 d'Europa, l'unica italiana, c'è anche l'Inter, che si prepara in croci di campionato alla sfida al vertice con l'Atalanta del prossima domenica, con due giocatori ritrovati come Cialanoglu e Thuram. Ci sono poi squadre che si concentrano ancora sull'Europa, perché le italiane sono presenti sia in Europa League che in Conference, cioè Roma, Lazio e Fiorentina, mentre c'è chi invece già si sta concentrando sul futuro, ed è il Milan, che potrebbe essere affidato a Max Allegri. Grazie Marco, allora ci rivediamo con Buongiorno Sicilia nella giornata di domani. Ci lasciamo come sempre con la musica. Il 13 di marzo del 1960 nasce Luciano Ligabue, uno dei più grandi talenti del rock italiano, del rock made in Italy. A tutti.